Arriva la terza sconfitta consecutiva per la Reale Mutua Fenera Chieri 76 che tra le mura amiche non riesce a fermare l'impeto della E più Pomì Casalmaggiore. Al Pala Fenera finisce 0-3 in favore delle Lombarde, l'anticipo dell'8ª giornata del campionato di Serie A1 femminile. Di altissimo livello la gara di Carcassonne, premiata anche come MVP a fine match. Capitan Bosetti, Nina Popovic e Ilaria Spirito. La squadra di coach Marco Gaspari ha dimostrato una tenuta mentale invidiabile per tutti e tre i set disputati e nei momenti di massima pressione da parte delle biancoblù ha saputo incassare i colpi e reagire da grande squadra. Da segnalare invece tra le collinari la buona prestazione di Amber Rolfsen, che ha chiuso la gara con 11 punti a referto, e di Yasmin Akrari, entrata a gara in corso al posto di Alessia Mazzaro, è in grado di chiudere con 4 punti e il 100% in attacco. Nel complesso però le piemontesi sono apparse poco lucide in alcuni momenti chiave del match e a corto di energie fisiche, complici anche le assenze di Capitane Wright e Kertulak. La portoricana era presente in panchina ma non ha ancora smaltito del tutto la contusione rimediata nell'ultimo match casalingo disputato, quello contro la Savino del Bene Scandici del 10 novembre, mentre per l'opposto estone l'infortunio sembra più serio. Si parla di una brutta distorsione alla caviglia durante un allenamento, ma maggiori informazioni si avranno soltanto nei prossimi giorni con altri esami strumentali. L'avvio di match delle collinari è da dimenticare, sotto 1-6 e poi 3-8 al primo parziale. Su 3 punti conquistati l'unico messo a segno dalle ragazze di coach Bregoli è quello di Amber Rolfsen. Arrivano poi altri 2 punti della numero 5 statunitense che provano a regalare nuova linfa alle piemontesi. Casalmaggiore cala in ricezione nel giro di pochi scambi, Chieri si trova solo 2 lunghezze di distanza da Bosetti e compagni. 6-8. Il match vive di fiammate, grazie a un'ispirata Carcassonne, 6 punti per lei in questo primo gioco, le ragazze in rosa si portano sull'8-13. Le padrone di casa però non ci stanno e alzando il livello del gioco e soprattutto il livello del gioco a muro tornano a mettere pressione alle Lombarde, portandosi addirittura sul 14 pari. Da questo momento in avanti la squadra di Gaspari torna a concedere molto poco in ricezione e soprattutto torna a incidere in fase d'attacco, chiudendo il set sul 21-25 con un bel punto conquistato da Lana Sciucca, in ombra per quasi tutto il primo gioco ma determinante in questo frangente. Tra le file di Chieri la top scorer è Kaia Grovella con 6 punti. Nel secondo sembra esserci più equilibrio tra le due squadre, almeno inizialmente, ma il primo parziale dai più Pomì prova a scappare, portandosi sul 5-8 e poi cercandolo a lungo decisivo sul 7-13. Chieri però ha un cuore grande con 5 punti consecutivi, uno dei quali firmato da Perinelli con un bellissimo diagonale si porta sul 12-13. Il set diventa molto combattuto senza esclusione di colpi. La squadra di Bregoli riesce poi ad agguantare il pareggio sul 15-15, ma un paio di errori gratuiti delle collinari permettono nuovamente a Casalmaggiore di mettere la testa avanti. 16-19 tra le file delle biancoblù. Ottimo l'impatto di Akrari, subentrata una non brillante Mazzaro a set in corso. Non basta però la seconda reazione di questo secondo periodo alle piemontesi per aggiudicarsi il gioco che viene portato a casa nuovamente da Casalmaggiore con il pallonetto vincente di Caterina Bosetti 20-25. Il terzo set riprende con le stesse protagoniste sul Taraflex per le Lombarde e con un cambio tra le fila delle piemontesi. Guerra, sostituita nel primo set da Meyers e lasciata in panchina per tutto il secondo gioco, si riprende il suo posto a scapito proprio dell'olandese. A partire meglio è ancora una volta la compagine allenata da coach Gaspari, che al primo parziale si trova avanti 6-8. Coach Bregoli e le sue ragazze tentano con tutte le energie a disposizione la rimonta e per la prima volta nel match sorpassano nel punteggio le avversarie 9-8. La determinazione di Bosetti e compagni però è ancora una volta un'arma in più per la Pomì che reagisce portandosi sul 13-19 per poi chiudere definitivamente il set e il match sul 15-25 grazie all'intelligente money out di Mina Popovic. In questo successo Casalmaggiore sale a quota 16 punti, momentaneamente al terzo posto in graduatoria a pari punti con Busto Arsizio. Chieri invece non riesce a muovere la classifica e rimane a quota 10 punti.